Quinta corsa, premio Iro Rosso. Sono in 7, 5, 6 anni al via. Condizionata. Vincitori da 25 a 68.000 euro in carriera. C'è della qualità in pista. Molto molto intrigante questa corsa. Favorito Zeus Tecca. All'1 c'è Atena Risaia, TRGF, Giuseppe Pistone, 2 Zimmerman, Nicola Bortolotti, 3 Zosca Etual, Lorenzo Baldi, 4 Zeus Stecca, Enrico Bellei, 5 Olovost, Antonio Di Nardo, 7 Zoe BS, Roberto Andreghetti, 8 Africa Jet, René, legati. Allineamento che va a comporsi. L'ultimo ad andare a rete Zeus Stecca. Autostart che entra in addirittura. All of Host spinge la macchina, cerca di saltarli tutti e ci riesce. All of Host in vantaggio nei confronti di Atena Risaia TRGF. Al largo c'è subito numero Zeus 7 Stecca, Zoe BS squalificato. A rifare subito il gruppo a portarsi su All of Host, che ha già ripreso in mano. Dovrà ora allungare se vuol correre davanti a Antonio Di Nardo, ma sembra essere accondiscendente. Sfila Zeus Stecca in 200 metri, 15,3 per i primi 200, davvero lentissimi. Soprattutto per questa categoria Zeus Stecca è in vantaggio senza strappare a partire e a spesa completamente zero. 31 per i primi 400 metri nei confronti di Olovost. Terza alla corda è Atena Risaia TRGF avanti a Zimmerman, quindi ancora Africa Jet. Zosca Etual, che è rimasta scoperta, ha ripiegato in ultima posizione, 45,6 con 15,5 per la curva di sinistra, passaggio davanti alle tribune con Zeus Stecca battistrada nei confronti di Olovost. Atena Risaia è sempre terza alla corda avanti a Zimmerman. Africa Jet, Zosca Etual si scopre all'esterno. Africa Jet 1-1 per i primi 800 metri di corsa soporiferi, con i quali Zeus Stecca continua a comandare l'andatura. Primo chilometro in 1:16,5. Zeus Stecca, Olovost, Atena Risaia prova a dare il parziale ora. Africa Jet che si porta di scatto sui primi. Africa che cerca di impegnare Zeus Stecca dando un attacco severo sulla dritta di là, 14,5 la dritta opposta alle tribune. Zeus Stecca che si difende e ribatte al primo attacco di Africa Jet che insiste sulla curva. Olovost che non sa se scegliere l'inside line o andare di fuori, sembra poi optare per l'open stretch. Antonio Di Nardo, Zeus Stecca in vantaggio, Olovost che dà il parziale di dentro, Africa Jet al largo, Zeus Stecca che si difende, Olovost che si infila di dentro, Zeus che si difende da Olovost, Olovost sul palo, vince Antonio Di Nardo e Enrico Bellei. Oggi è un match a senso unico, il successo di All of Host, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori della scuderia rosso crociata, il successo della figlia di Pasha Lest e Ortensia Gual, che concede strada a Zeus Stecca che nonostante il comodo percorso di testa non riesce a respingere l'offensiva in open stretch di All of Host, che porta a casa il successo. Zeus Stecca è secondo, al terzo Africa Jet 5,48. I primi 3 numeri della quinta corsa dell'Arcoveggio di Bologna.